Il cuore è la metafora di un sentimento senza tempo che anima non solo la retorica ottocentesca, ma anche lo spirito dei moderni viaggiatori dell'amore. Un simbolo di passione che spesso nasconde sofferenza e dolore. Nel piccolo villaggio di Mersino, sperduto tra i boschi delle valli del Natisone, gli alberi e i colori sono talvolta chiamati a ispirare le forme di un mondo immateriale e quello più crepuscolare dei romantici moti dell'anima. Walter Podrecka, che in questi boschi ricava interessanti opere d'arte, sostiene infatti che se riuscissimo a leggere dentro al cuore delle persone, potremmo capire quanto di quelle persone perdiamo, un concetto che è rafforzato dai paesaggi autunnali di questo territorio, in cui le tinteggiature dei faggi e dei castagni creano momenti di contemplazione e raccoglimento. La straordinaria quantità di specie vegetali di queste montagne compone tra ottobre e novembre una tavolozza di colori che infiamma anche i tigli, i frassini, gli aceri, i noccioli, i carpini e le querce. La natura primordiale evidenzia le complesse architetture di una boscaglia ruvida e disordinata, ma ricca di fiori e di aperture liriche che orchestrano gli innumerevoli elementi di un grande concerto. Tra questi alberi nascono i cuori di Walter Podrecka, che vengono scolpiti nei legni più pregiati grazie all'uso incredibile e inconsueto della motosega. Uno strumento forse più adatto a demolire che a far nascere dall'informe sagoma di un tronco l'etereo e inesauribile richiamo della passione. Walter Podrecka è lontano parente di Vittorio, il padre delle celebri marionette dei Piccoli, che da Roma, nella città nella quale nacquero, diventarono famose in tutto il mondo grazie alle numerose tournée all'estero nella prima metà del Novecento. Il bosco caratterizza pesantemente le valli del Natisone. Quali sono le essenze più diffuse? Nel nostro territorio sono presenti diverse essenze. Il bosco ceduo ha la prevalenza sulle conifere. Gli alberi più presenti sono il frassino, lontano, l'acero, il tiglio, il castagno, il rovere e poi ci sono naturalmente anche tanti alberi come il carpino che praticamente colonizza generalmente le zone più aride e più secche. Ci possono essere anche essenze molto più piccole come può essere ad esempio il frassino orniello, come ad esempio ci può essere il maggiociondolo. Abbiamo una presenza abbastanza diffusa ormai della caccia anche a quote abbastanza alte. Ogni legno ha le sue prerogative. Possiamo distinguere per ciascuno di essi una specifica utilizzazione. I legni sono molto diversi tra di loro. Ogni albero ha delle caratteristiche ben precise e viene utilizzato da sempre, ad esempio nella falegnameria, per una questione di resistenza, di durata nel tempo, oppure per il fatto che è molto più malleabile e molto più lavorabile. L'utilizzo che ne faccio io, diciamo, è relativamente diverso, anche perché lavorando con la motosega e con utensili molto potenti rispetto allo scalpello, ci si può permettere di lavorare anche legni molto duri come l'acacia, come ad esempio il rovere o come il castagno. La motosega che tu utilizzi per le tue sculture non è uno strumento un po' esagerato? Forse sarà anche esagerato, ma io credo che dipenda molto dai punti di vista. È che va benissimo per fare qualsiasi lavoro, anche il più piccolo. Il legno non sembra avere segreti per te. Riusciresti a distinguere ciascuno di essi in base al colore o al suo profumo? Ci sono legni che presentano una caratteristica molto omogenea nella colorazione, oppure ci sono legni con la presenza di due colori come possono essere ad esempio il noce o come possono essere l'olmo o tanti altri. Alcuni possono essere profumatissimi come ad esempio lo è il ciliegio o come lo è l'acero, con questi profumi dolcissimi del legno quando viene aperto. Poi ci sono dei legni che invece sono estremamente puzzolenti,
perché la caratteristica principale della colorazione è naturalmente che contengono e caricano tanti tannini all'interno. Più vecchi diventano gli alberi, naturalmente più puzzolenti sono. A volte sembra paradossale, ma questi legni tanto belli poi alla fine dei conti sono anche molto particolari. Il bosco è una parte integrante della tua vita. È solo un legame artistico? Già da quando ero piccolo ho avuto a che fare nella mia famiglia con mio padre, che era fondamentalmente boscaiolo di professione. Per quanto mi riguarda, specialmente nell'età dell'adolescenza, era stato quasi un discorso di amore ed odio, perché comunque nel complesso comprendeva delle giornate fantastiche come quella di oggi passate nella natura e all'aperto, ma anche era un vero e proprio lavoro molto faticoso. Quindi il rapporto, diciamo, che si è sempre instaurato tra me e il bosco è veramente sì, un rapporto molto intenso. Quali sono le emozioni e i ricordi che ti legano agli alberi? Il ricordo più bello per quanto riguarda l'albero è sicuramente quello di vederlo in piedi e vedere crescere l'albero, vederlo da piccolo, poi vederlo diventare grande, oppure magari a volte rimanere incantati davanti ad alberi secolari di dimensioni maestose. Il fatto poi di lavorare il legno può essere sempre un velo di dispiacere nel fatto che un albero è stato tagliato, ma generalmente si possono trovare talmente tanti alberi e talmente tante situazioni nella quale poi si vede che anche nella natura c'è una fine, o per colpa del vento o per colpa di una pioggia o per colpa di qualcosa l'albero cade. Una volta che è inutilizzato e rimane marcio per terra, forse allora è molto meglio lavorarlo. Spesso per un artista condividere le proprie opere con gli altri è un motivo di grande soddisfazione. Hai già avuto esperienze in questo senso? Le prime mostre che ho fatto risalgono al 2014 e sono state fatte nelle valli del Natisone. La città di Udine è stato il primo posto dove io ho fatto le mie mostre più importanti in diverse location. E già dall'inizio le mostre hanno riscontrato un interesse abbastanza importante da parte del pubblico e mi è stato, come possiamo dire, riconosciuto un discreto valore del mio lavoro, che poi mi ha stimolato a proseguire nel tempo. Il cuore, con i suoi raffinati impasti di colore, è un motivo dominante della tua produzione artistica. Da cosa è suggerito? L'inizio per la creazione del cuore è stata una cosa molto istintiva e come tutte le cose istintive generalmente danno la possibilità nel tempo di essere elaborate in 1000 soluzioni diverse. Diciamo che questa possibilità ha fatto in modo che nell'arco del tempo io abbia sviluppato tante tecniche di lavorazione e tante soluzioni diverse che tuttora stanno continuando ad esistere, e ogni volta che creo qualcosa di nuovo vedo che vale la pena di continuare. Nella silenziosa soffitta di casa, i cuori disegnati a colpi di motosega o le altre sculture dal piglio surrealista trovano compimento grazie all'originalità, all'estro e alla fantasia dello scultore e del decoratore. Ogni pezzo è unico e interpreta le forme primitive della natura, con una leggerezza e una cura del dettaglio apparentemente semplici, ma che rivelano una complessità carica di una straordinaria potenza evocativa. La tavolozza dei colori è reinventata di volta in volta, utilizzando pigmenti naturali e vernici miscelate con straordinaria sensibilità. È un tripudio cromatico carico di spazi e ombre che danno vita ad un intenso ed emozionante viaggio lungo le sensazioni trasmesse dalle tinte che accarezzano i cuori di legno e gli altri soggetti che emergono direttamente dal bosco. Gli spettacolari impasti di colore dei tuoi cuori sono un inno e un richiamo alla vita. Da dove nascono esattamente? I colori utilizzati possono rappresentare tranquillamente l'intera mia vita. Durante il periodo dell'anno si possono ritrovare nella natura, anche in un solo metro quadro, decine e decine di colori e non colori. E questi naturalmente sono capaci di generare delle emozioni molto forti, come lo può generare una stagione, cioè la primavera, l'autunno. E quindi credo che comunque le persone, per quanto poco siano legate alla natura, portano comunque dentro di sé ancora un collegamento molto forte ad essa. Secondo l'artista, ogni colore esprime stati d'animo diversi. Il bianco, l'azzurro e il rosa si intrecciano in sfumature a volte slavate, a volte intense.
che richiamano i freddi cieli invernali in una acrobatica rincorsa tra serenità e malinconia, interrotta talvolta dalla fragilità delle infinite note calde delle atmosfere autunnali dei castagni, dei faggi o dei ciliegi selvatici. La purezza del bianco, ammantato da colori pastello, si fonde con i tratti decisi di tenui venature rossastre e paglierine che richiamano gli eterni conflitti tra attrazione e repulsione. Nei raffinati contrasti tra le foglie del faggio e quelle dorate dell'arice, il rosso acceso e inframmezzato dalle intense sfumature del verde e da altri riflessi caldi pone un freno alla passione, trasformandola in un rigurgito di tiepida dolcezza. La tinta dell'oro, che sembra sgorgare direttamente dal cuore, impreziosisce con 1000 rivoli le sensazioni di amore che vengono esaltate dai lussureggianti bagliori scarlatti. Una giornata di pioggia tra le strade deserte di una città senza tempo annunciano la malinconia del grigio che avvolge il cuore in un mantello di incertezze e di attese per tempi migliori.